Finale di stagione al Teatro Bolivar con Piedi Grottissima in the World, storica manifestazione diretta ed organizzata da Ciro Giorgio e dal vulcanico Sasà Palumbo, direttore artistico del teatro. Si spengono i rumori, si spegne anche gli segnali, quell'ultimo caffè. Le strade sono deserti silenziosi, un'ultima notte, scivolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciano sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. La prende nel dietro e sul candido silenzio papillon e dove va che mai sarà quel vecchio frac addio ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la. Non poteva concludersi meglio la stagione teatrale del Teatro Bolivar con Piedi Grottissima in the World, e quindi chiediamo a Tony De Luca innanzitutto l'andamento di quest'anno che poi noi abbiamo seguito con la nostra telecamera, ma soprattutto l'evento di stasera. L'evento di stasera è la sintesi di un anno di lavoro. Si conclude una stagione che è andata molto bene, abbiamo avuto eventi musicali di un certo livello, da Rocco Hunt è stato un continuo ed un crescendo, ed abbiamo avuto anche eventi teatrali ed amatoriali. È stata un'ottima stagione, concludiamo alla grande e ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di realizzare una stagione del genere, da Sasà Palumbo, che è il direttore artistico e si sta impegnando tantissimo anche per la stagione prossima, al nostro Peppe Giorgio, che è l'addetto stampa non solo del Bolivar ma anche di altre realtà, è un giornalista professionista, quindi noi ci circondiamo di professionisti validi, e ringrazio anche chi ha permesso l'organizzazione della serata di questa sera, che è Ciro Giorgio, Ciro che è apprezzato in tutta l'America, e qui non poteva non passare organizzando la Piedi Grottissima in the World. C'è da dire che è il secondo anno che la organizziamo con Ciro, spero possa essere una collaborazione lunga, perché è una persona che veramente ama l'arte napoletana e la porta in tutto il mondo. Quindi ringrazio tutti questi professionisti che ci hanno permesso di tenere su il nome del teatro. Allora andiamo per ordine, Tony. A questo punto hai nominato l'amico Peppe Giorgio. Chiariamo il tuo ruolo stasera qui su questo palcoscenico. Beh, stasera per un attimo metterò da parte il mio ruolo di affezionato, addetto stampa di questa realtà che apre sempre di più le sue porte alla cittadinanza, al popolo napoletano, quello vero, quello buono, quello che crede ancora nei sentimenti e nelle belle espressioni artistiche come le canzoni, le stesse canzoni che stasera concluderanno all'insegna della grande Piedigrotta, sinonimo di tradizione e di bontà di una Napoli senza tempo, questa stagione, come dicevamo prima, del Teatro Bolivar, davvero esaltante. Beh, stasera io da giornalista, da esperto della comunicazione, a proposito della domanda che mi facevi, beh, non sarò all'ufficio stampa ma sarò insieme ad Anna Calemme, il presentatore di questa serata. Mi limiterò ad introdurre le canzoni facendo qualche riferimento storico, qualche aneddoto, qualche accenno agli autori che hanno reso lustro a questa nostra grande tradizione, a questo nostro grande patrimonio canore, ed inoltre darò anche la possibilità
possibilità, con il mio modesto contributo, di aggiungere un valore a quella grande operazione di Ciro Giorgio, che è riuscito con il suo impegno a portare la tradizione napoletana nel mondo. Lui è un portavoce della nostra tradizione in America, nel mondo, con la maschera di Pulcinella, con le sue iniziative a Phoenix, negli States, è davvero straordinaria. E stasera con questa Piedigrotta in the World, Piedigrottissima in the World, qui al Bolivar, Ciro Giorgio ci dà ancora una volta dimostrazione del suo affetto, della sua passione per la nostra grande canzone. E quindi non solo musica, ma naturalmente quando parliamo di tradizione, della tradizione napoletana, ci deve essere assolutamente la cultura. Certo. Ciro Giorgio, organizzatore e direttore di questa seconda edizione di Piedigrottissima, quali le novità di quest'anno e soprattutto l'obiettivo? Le novità innanzitutto perché quest'anno porteremo in giro la Piedigrottissima in the World, organizzata dal direttore qui, dal proprietario Tony De Luca, che ci ha dato questa possibilità di iniziare questo discorso, e lo portiamo in giro. La andremo a Caserta, la faremo anche all'Arts Café di Napoli e poi andremo in America, quindi queste cose continueranno a viaggiare, questa tradizione la porteremo in giro un po'. Io però, hanno parlato tanto di me, io vorrei parlare invece dei tanti colleghi che ci hanno veramente supportato in questa situazione, che si sono prestati a riportare avanti queste vecchie tradizioni. Come hai potuto notare, abbiamo anche i personaggi folcloristici della commedia dell'arte, un Pazzariel, un Genziare. Speriamo che ci porta bene. Io auguro il bene, tutto il bene possibile a tutti quanti voi. Complimenti. E allo spettacolo, alla nostra cultura. Complimenti, complimenti davvero. Tony, prendere un po' le persone di una certa età quando si parla della tradizione napoletana è semplice, ma Piedigrottissima riesce ad entrare anche nei giovani? Sì, diciamo che noi abbracciamo un po' tutte le classi sociali e in effetti abbracciamo tutte le età. Ne approfitto per ringraziare i singoli artisti. E allora che cosa dire? Ci Siamo vogliamo pronti per lasciare? iniziare? Sì, siamo pronti? Andiamo? Via! Ragazzi, in bocca al lupo e viva Napoli! Viva Napoli sempre! Noemi Calvino, coreografa della Piedigrottissima qui al Teatro Bolivar. Cultura, la tradizione napoletana, come si abbina con la coreografia? È stata una novità anche per me, non essendo propriamente il mio campo, però associando il lirico, il jazz alla canzone tradizionale, classica come Malafemmana di Citangelo Puia, esce una cosa particolare, nuova, dove si contamina sia comunque la tradizione che l'innovazione che la danza comunque sperimenta nei vari campi. Nonostante la tua giovane età, quindi sei riuscita a coniugare cultura, ballo e tradizione. Basta la passione. Quante coreografie vedremo? 4. Sono 4 coreografie di vari stili differenti. Tutti dovete cantare! Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con tanta compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda del Vignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ti faceva ad iniziare. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta questa gente so fumare una zazza. Ma rossa! Rossa zazza! Ehi! Tutti insieme! A rossa zazza! Ehi! Poi madonna mia! A rossa zazza! Senza Isaia! A fare zazza che tu per tutto hai me! Che ha una zazza! Che m'ha portato a me! Andiamola a trovare! Poi facciamo presso! Andiamola a trovare! Con la banda in testa! Uetata! Tutto quanto ammazzilla! Bisogna staccare! Bisogna staccare! Bisogna staccare! Arrivederci! Il 30 di questo mese siamo a Caserta per continuare la Piedigrotta! Ciao! Ciao! Grazie!